Ciao amici, ennesimo racconto di tutta una serie di racconti, vediamo quanti sono, 99, estrapolati tutti dal mio sito Iaro 77, libero presidio curato da Mariano Avis, per arginare la disinformazione di sistema imperante. La vera disinformazione è quella del sistema. Sono tre articoli, il primo è completamente in lingua sarda, gli altri due sono in lingua italiana. Cominciamo. Su conto de Sarrana. Sir Cicciu Peppi de Bidazorzi, io do più vai una prova. A posto a Rhein, dove vinciata di acqua burdendi, Sarrano non ad aggradece lo tu rallentori e con due brinchidu si circuita. Appustesi Cicciu Peppi a posto acqua vrida in due altra vinciata. Ha cominciato a rallentai, a cassare Sarran e dati tornata a ponime in sacqua. Custota Sarran sta dieta bene in sacqua debita. E sta parrata mensa vingiata. Come ti sacqua bestieta pago pago brucallenti, a Sarran non gli dà fastidio, anzi si ribragiata. Sacqua bestieta sempre brucallenti e Sarrana si indebilitava. Come ti sa vingiata de s'acqua cominciata a si callentare troppo, Sarrano tenia più sa gana e sa forza da si incifuì ed ad acabata cotta. Su primo che ha contato questa storia fia da un americano, si narrava Naum Chomsky, e ovvia da vai a comprendi a sa gente come ti fai su poveri a pizzo su dessa gente, da virtua a cambiamento impeuso a vello, finché saccando sa gente non ottieni di più sa forza de si indistrantagiai o da se arribellai. Questo dubbioso in D. Sindimegant abogai tutti i diritti e non sindicuraus. Aiaiu nostro, sotto gusto, non dianta essi son portao. Ci causa desindiversai mui caseus ancora in tempus, a innantisi, ad essi troppo trato. Secondo, secondo articolo, la centesima scimmia. Sappiamo che questa disinformazione planetaria costruita d'arte avrà termine. Avrà termine quando tutta la popolazione del pianeta capirà che qualcuno la sta plagiando, nasconde risorse e vorrebbe rendere tutti schiavi. Il giorno della riscossa della gente non è lontano. La naturalità vince sempre a lungo andare. Tutte le imposture, i crimini e le truffe delle oligarchie saranno svelate. È stato fatto uno studio scientifico durato 30 anni sull'isola giapponese di Koshima e sulle isole attigue sul comportamento delle scimmie macaco fuscata che lì abitavano. I ricercatori nascondevano sulla sabbia delle patate dolci che le scimmie puntualmente trovavano e mangiavano. Una giovane scimmia, stufa forse di mangiare patate e sabbia, ebbe l'idea di lavarle in un piccolo ruscello. Gli esemplari del suo gruppo, più a contatto costante con lei, vedendo che era conveniente lavare le patate, compagni di giochi o familiari la imitarono e gli esemplari che lavavano le patate aumentavano sempre di più. Quando le scimmie che lavavano le patate raggiunsero la fatidica cifra di 100, cifra raggiunta in maniera lenta e graduale, in un attimo tutto il gruppo consumava le patate solo dopo averle sciacquate. Esiste sicuramente una legge scientifica secondo la quale
Ogni cambiamento è lento, ma solo fino a quando a un certo punto, a un certo numero di esemplari lo adotti. Raggiunta una certa soglia, il cambiamento diventa repentino e generalizzato. Si chiama la teoria delle 100 scimmie. Tutti gli altri gruppi della stessa isola, in un attimo, repentinamente, impararono a lavare le patate senza che nessuno avesse insegnato loro che era conveniente lavarle. Evidentemente c'era qualcosa nell'aria che trasferiva loro queste informazioni. Qualcosa di insito nella natura delle scimmie doveva giocoforza essere successo, o forse veniva applicata e dimostrata una legge scientifica. In tanti anni di osservazioni si stabilì che bisogna oltrepassare quella soglia fatidica che in un istante ha cambiato il modo di operare delle scimmie e dell'intera isola. Ma la cosa più sorprendente è che nelle altre isole attigue a Koshima tutte le scimmie in un attimo avevano imparato a lavare le patate. E questa è una ricerca scientifica portata avanti con tutti i crismi della scientificità. La conclusione logica è che l'aria è un campo vibrazionale, è un campo nel quale volano pensieri, concetti, illuminazioni, idee, esperienze. L'esperienza di uno diventa, dopo raggiunta una certa soglia, esperienza di tutti. Arriviamo alla conclusione che tutto l'universo è un immenso campo vibrazionale dove circolano i pensieri, gli aneliti, la positività, negatività e l'umanità non è esente da questa legge. E allora la conclusione è semplice: diffondiamo pensieri positivi, diffondiamo l'idea di libertà, di giustizia e compartecipazione. Quando chi diffonde il male nel pianeta sentirà quest'aria contraria e le sue spregevoli mire, magari si ritirerà in buon ordine, restituendo al pianeta e ai suoi abitanti il mal tolto. E se non lo dovesse fare potrebbe incorrere nella giusta ira della gente. E allora non esisterà posto al mondo dove si potranno nascondere. Noi intanto continuiamo a comunicare, sappiamo che quel momento di consapevolezza generalizzata planetaria è vicino. Infatti colonie intere di scimmie sulle altre isole ed anche gruppi di scimmie a Takasakiyama cominciarono a lavare le loro patate dolci. È come se arrivasse al punto di massa critica, idealmente 100 in ogni caso, avesse installato in tutte le scimmie, instillato in tutte le scimmie una nuova coscienza politica. Sembra perciò che quando viene superato un certo limite critico di elementi, raggiunge una certa consapevolezza e la medesima viene passata da una mente all'altra. Sebbene il numero critico possa variare, il fenomeno delle 100 scimmie indica che quando vi sono poche scimmie che conoscono qualcosa di nuovo, questo nuovo concetto rimane di loro esclusiva proprietà. Ma se a loro si aggiunge anche una persona in più, un elemento in più, raggiungendo il numero critico, si crea un'idea così potente da poter entrare nella consapevolezza di quasi tutti i membri del gruppo. Io avevo intenzione di leggere questo articolo qui solo, però adesso mi rendo conto che ho un altro articolo ehm, che si sposa benissimo con i primi due. Vedo di trovarlo. Allora, mi ricordo bene il titolo come casco di banana, forse il casco di banana.
si tratta sempre di scimmie. Questo è un esperimento scientifico. Le 5 scimmie, eccolo qua, trovato. Non sono certo di possedere la lucidità appropriata per rifiutare completamente il sistema imperante delle prepensie. Me lo auguro. Non sono certo di essere uscito completamente dalla Matrix. Me lo auguro. So di certo che la stragrande maggioranza delle persone sono maschere, sono ancora ingabbiate da paradigmi imposti, irrazionali, controproducenti, penalizzanti e studiati in sfregio alla libertà personale e collettiva. È stato compiuto qualche tempo fa un rilevantissimo esperimento sociologico portato avanti in maniera scientifica. Sono state rinchiuse in una ampia gabbia contenente anche una scala 5 scimmie. L'esperimento consisteva nel mettere a disposizione delle scimmie un casco di banane raggiungibile a turno, una per volta, con l'ausilio della scala. La più scaltra, vedendo che il casco poteva essere raggiunto in maniera agevole, si affrettò a raggiungere il cibo di cui andava a ghiotta, ma quando fu a metà del percorso, a metà scala, venne investita da un getto d'acqua sgradevole e ghiacciata e naturalmente dovette desistere. Nello stesso momento anche le altre 4 scimmie furono investite dall'acqua. Naturalmente la scimmia più scaltra rinunciò all'impresa. L'esperimento fu ripetuto svariate volte e ogni volta le scimmie vengono punite con l'acqua fredda e non poterono nessuna di esse appropriarsi di alcuna banana. Quando i ricercatori capirono che le scimmie avevano capito la lezione, passarono alla fase successiva. Venne sostituita una delle scimmie con una nuova scimmia. Quando ancora una volta venne presentato loro l'ennesimo casco di banane, la nuova arrivata naturalmente si precipitò sulla scala per raggiungere il cibo. Immediatamente tutte le altre scimmie si affrettarono a distoglierla dall'intento, certe che sarebbero state investite anche loro dall'acqua gelata. Venne poi sostituita un'altra delle scimmie originarie e il fatto si ripeté tale e quale con la nuova arrivata. Dopo alcuni giorni di ripetuti esperimenti, tutte le scimmie originarie erano state sostituite. Nessuna di esse aveva mai ricevuto, nessuna di esse delle nuove scimmie arrivate, aveva mai ricevuto il getto d'acqua ghiacciata. Eppure nessuna di esse si azzardò a raggiungere il casco di banane, proprio perché le altre la dissuadevano. La trasposizione logica è evidente se rapportata agli esseri umani. Anche noi siamo condizionati dalle credenze, dai paradigmi, dalle eteree imposizioni delle oligarchie e dei governi. Ecco perché non si riesce ad attuare una sana e giustificata disobbedienza civile e fiscale. La paura delle ritorsioni del potere prende il sopravvento. Ben poca gente si azzarda a stampare moneta popolare, a contestare in maniera cruenta il potere, a capire che l'autodeterminazione dei popoli è indispensabile, a provvedere fattivamente alla nostra concreta libertà personale e collettiva. Da tutte le parti si considera la disobbedienza un fatto negativo, che le regole, anche se arbitrariamente e ingiustamente imposte, vanno rispettate. Sulla disobbedienza potrei dire 2 parole, cioè forse non è il termine esatto quello che ho usato per questo articolo, perché diciamo che disobbedisce solo chi ha padroni. Noi che non abbiamo padroni
costruiamo una rivolta per dire, ma non certo una disobbedienza. Chiusa parentesi, la logica e il raziocinio non appartiene più al genere umano, la coerenza e l'onore vengono sopraffatte dalle convenzioni. Ma siamo dentro un campo vibrazionale, come detto prima. Comunichiamo tra noi in termini naturali, certamente eterei. Accettiamo sempre più paradigmi imposti, ma sono certo che dalla rivolta mentale a breve si passerà alla rivolta concreta. Il getto di acqua ghiacciata corrisponde alle ingiuste imposizioni statali, alle sue sanzioni, al nostro vostro essere invasi da paradigmi inventati da ignobili personaggi che non vogliono bene all'umanità. Riscattiamoci dalle colossali balle che gli stati ci raccontano, riprendiamo in mano la logica, rifiutiamo le bugie scolastiche e mediatiche. Una nuova era sta per nascere, l'era planetaria dell'umanesimo, in contrapposizione alla logica del denaro, del consumismo e della truffaldina società dei servizi. Se non lo faremo dovremo pagare a caro prezzo beni essenziali, l'acqua, la terra, l'aria che respiriamo, il nostro tempo e il nostro diritto ad esistere. Benissimo. Vediamo se riesco a recuperare l'articolo che avevo intenzione di leggere, eccolo qua. Sempre dal mio sito, quarto step di questa puntata di I racconti di Olao. Usare parole grosse verso chi tratta argomenti correlati a simbologie elitarie e massoniche e alla sfrontatezza di usarle viene spontanea. Molta gente, avendo magari sentito di straforo che un triangolo rappresenta una piramide, classico simbolo degli illuminati, si scaglia contro chi adotta quel simbolo e magari molte in luce e magari mette in luce tutte le sue competenze in materia, salvo ignorare le altre mille sottigliezze che le elite adottano. Fin dei conti le piramidi esistono anche in Sardegna, non vedo perché, vabbè, lasciamo perdere tutto il ragionamento. Siamo arrivati al punto che per poterci districare dalle innumerevoli azioni che le fetenzie mettono in atto contro la gente per il loro dominio mediatico, bisogna quasi essere dei tuttologi, esperti di tanti argomenti, ma gioco forza risultiamo realmente ignoranti riguardo a ciascuno di essi, se analizzati singolarmente e a fondo. Altra storia è quando dei perfetti rincretiniti totali adottano per le loro corti sovrane, per i loro tribunali popolari, due colonne e un triangolo. Credetemi, sembra impossibile, ma è successo anche questo. Vi siete mai chiesti perché la piramide degli illuminati non contempla il vertice? La risposta è semplice. Per loro completare la piramide significa realizzare nel concreto, nella realtà, il nuovo ordine mondiale. E siccome sono secoli che quel maledetto vertice resta un'eterna incompiuta, presumiamo che loro stessi non credono più alla realizzazione del loro fine ultimo, un mondo spopolato dove pochi faraoni dominano su una moltitudine di schiavi. Ma la razza umana, se si accorge che qualcuno vuole renderla schiava, prende le sue contromisure. Il fatto è che ci stanno portando ad una miserevole schiavitù e la maggior parte degli umani non se ne accorge. I fetenti hanno affinato in maniera così sottile le loro strategie mediatiche che è difficile rendersi conto che ci dominano con le parole, con i simboli, con i numeri,
con le vibrazioni e chissà quante altre diavolerie. Ma abbiamo anche noi le nostre vibrazioni, siamo anche noi collegati al campo e siccome siamo immensamente più numerosi di loro, le nostre vibrazioni sono più potenti. E allora perché non adottare noi stessi un loro simbolo di egizia memoria che rappresenta la ghiandola pineale? Ormai sappiamo che le piramidi non sono solo in Egitto, ma anche in Sardegna per chi ha occhi per vedere. Informiamo qui le fetenzie che i simboli egizi che loro adottano sono derivati dall'antica civiltà sarda, immensamente più antica di quella egizia che, per forza di cose, ha assorbito tanto dai nostri antichi progenitori. La civiltà egizia è nata dai Sardi, una stirpe di faraoni era sarda, si chiama la dinastia degli Ixos. E allora abbiamo pensato di riappropriarci di un altro simbolo, quello forse più conosciuto, ma non useremo una piramide, useremo un simbolo molto più antico e potente, un nuraghe che emana un fascio di luce che completa il vertice. La luce contro il buio, il bene contro il male, il popolo contro le loro ridicole tesi elitarie. E ci piace contrapporre al loro nuovo ordine mondiale l'originale, vero, unico ordine mondiale, il Sardinian Original World Order, SOWO, l'ordine che viene dalla gente dei sardi, dai popoli del mare che hanno viaggiato, commerciato e distribuito culture in tutto il pianeta, forse esclusi solo i territori dell'estremo oriente, ma non è detto. E allora ci chiediamo perché ancora quegli imbecilli insistono con la loro ridicola piramide dal vertice che mai verrà completato. Suggeriamo che vengano da noi, dalla gente sarda, a prendere ordini. Offriamo loro una possibilità di redenzione. Vengano a imparare come si vive, a imparare che dal male non si ricava niente, che la gente ha in sé stessa tutta la forza di liberarsi persino dalla più opprimente dittatura planetaria. Loro senza di noi morirebbero di fame e di sete perché sono una stupida sottospecie di umanoidi senza onore e senza intelletto. Alla prossima, ciao a tutti.